Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre, sempre tanta cronaca ma anche i vari collegamenti con le redazioni. Ci spostiamo subito a Mogliano fra pochissimi minuti, fra pochissimi istanti perché un 39enne ha minacciato di dar fuoco alla casa. Ci collegheremo fra veramente pochissimo con il nostro Cristian Arboite. Prima però, come ogni lunedì, il sondaggio che riguarda lo scontro governo-magistrati che è sempre più forte dopo il caso Al-Masri con Meloni e i due ministri indagati. Torna nel centrodestra il dibattito sul ripristino dell'immunità parlamentare che fu modificata nel 1993 dopo Tangentopoli. Forza Italia è al lavoro su una proposta di legge costituzionale che prevede l'autorizzazione del Parlamento anche per il solo avvio di indagini nei confronti del Presidente del Consiglio, di un ministro, di un deputato o senatore. Dunque noi oggi vogliamo chiedervi proprio questo: scudo a indagini per governo e parlamentari, è giusto? Se voi volete rispondere di sì lo vedete in verde 0422162691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422162690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Potete iniziare a votare già da subito. E lo abbiamo detto, la cronaca sempre in primo piano, subito a Mogliano Veneto, dove c'è stato la scorsa notte un fatto di cronaca preoccupante, un 39enne che ha minacciato di dare fuoco all'abitazione. Dentro c'era un'anziana signora. Cristian, buongiorno. Buongiorno Daniela, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo in località marocchese, in comune di Mogliano Veneto, a ridosso del confine con Mestre. Lì potete vedere c'è lo stabile delle Generali, è una zona molto nota, ci sono anche alcune abitazioni, alcune ville. In una di queste questa notte si è sfiorata la tragedia, si sono vissuti attimi davvero concitatissimi, per certi versi drammatici, quando un'anziana signora ha telefonato ai soccorsi dicendo mio nipote sta minacciando di dare fuoco a casa con noi dentro. Da lì la mobilitazione, uomini e mezzi che sono confluiti qui in via Marocchesa, vigili del fuoco e carabinieri da Treviso e Zero Branco. Di fatto questo uomo, un 39enne, è andato in escandescenza, probabilmente, anzi forse senza il probabilmente, alterato da sostanze stupefacenti di cui è assiduo assuntore. Un 39enne già aggravato da diversi precedenti di polizia. Fatto sta che sono intervenuti i vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri e sono riusciti in qualche modo a riportare la tranquillità, ma non sono stati appunto attimi facili, perché questo 39enne si è dato anche alla fuga nei campi. Questa è una zona chiaramente con molti spazi aperti. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio, c'è il vice sindaco di Mogliano, Leonardo Muraro, lo conoscete tutti, vice sindaco di Mogliano e assessore con delega alla sicurezza. Muraro, è stata una brutta notte questa. Buongiorno a tutti, sicuramente è stata una brutta notte perché il pericolo, l'attenzione si riversa in questi casi anche da parte del comune è notevole. Devo ringraziare la professionalità delle forze dell'ordine, dei carabinieri, dei vigili del fuoco, che anche in questi casi riescono ad avere proprio tutte quelle conoscenze affinché non ci siano anche spargimenti di sangue o persone che si feriscono. Purtroppo è una situazione un po' che ci preoccupa in quest'area tranquilla di questo soggetto che ha avuto diversi problemi, e la speranza è proprio quella di riuscire, è seguito dal comune con i nostri operatori, è quello di cercare di dare anche una serenità sanitaria a questa persona. Ecco perché è seguito questo 39enne dai servizi sociali, mi conferma Muraro, ma è seguito anche dalla Serda, ma forse è uno di quei casi che molto spesso si definiscono ingestibili. Non è facile da gestire questo soggetto, gravato appunto da diversi precedenti di polizia. Ma io devo dire che ha
ha ancora una grande famiglia che lo sostiene, perché anche i nonni che lo sostengono, che cercano di dargli una mano, credo che sia il riconoscimento del grande valore che hanno i trevigiani, che hanno i veneti in questo, nel cercare di aiutare soprattutto un parente, un nipote come una costola di se stessi, e questa è una grande forza. Io mi auguro che questo signore riesca, chiamiamolo anche pure ragazzo un po' datato, riesca a capire che tante persone che gli vogliono bene, vogliono stare assieme a lui, e che cerchi di farsi curare in maniera definitiva e che diventi rispettoso di quelli che sono i nostri territori. Fatto sta che questo soggetto è stato portato in camera di sicurezza e proprio in queste ore sarà sottoposto a giudizio per direttissima. Le accuse specifiche sono quelle di oltraggio, tra le altre di oltraggio e resistenza pubblico ufficiale, perché proprio durante la fuga si è ha aggredito anche i carabinieri e li ha minacciati con un fumogeno addirittura. Ha lanciato un fumogeno verso i carabinieri e i vigili del fuoco, per cui sì, ci sono anche delle azioni piuttosto gravi in tutto questo. Un fumogeno tra l'altro anche di quelli utilizzati per le proteste, quelle più eclatanti. Sì, fumogeni ne vediamo tanti, però consideriamo che sono sempre degli esplosivi accesi con poca polvere, ma sono degli esplosivi accesi che bruciano. E possiamo immaginare anche il terrore dei nonni di questi soggetti comunque ultra ottantenni, quasi novantenni, che si vedono davanti a una scena del genere. È questo l'aspetto umano forse più straziante. Ma sicuramente sì, perché è una grande ricchezza avere dei nonni così, ed è veramente un peccato non usufruire di questa grande ricchezza che si ha verso i propri nonni, dai propri nonni. Tra l'altro, ultimissima battuta, Daniela, parlando con i vicini di casa, ci riferiscono di urla continue, di aggressioni verbali potentissime, molto forti nei confronti di questi anziani. Appunto è il lato umano di una problematica familiare che è monitorata, questo va detto, sia dal comune che dal SERD, però molto spesso anche le istituzioni hanno un po' le mani legate. Sì, io mi auguro che adesso, nel momento in cui ci sarà l'analisi a parte del Procuratore della Repubblica, che utilizzi tutti gli strumenti possibili affinché dare un po' di serenità ai nonni, perché credo che anche loro hanno bisogno di un po' di serenità, e di individuare un percorso educativo verso questa persona che ne ha tanto bisogno, sia in termini di educazione ma anche in termini proprio sanitaria, per disintossicarsi. Che venga in qualche modo allontanato da casa, perlomeno per un periodo, in modo che non vada a nuocere a questi anziani soggetti. Questo è il suo augurio, di fatto possiamo esplicitare. Ma è un augurio per i nonni, ma credo che sia un augurio anche per lui se vuole riprendersi un po' la sua vita. Grazie Leonardo Muraro, vice sindaco di Mogliano, assessore alla sicurezza. Chiaramente staremo a vedere quali saranno le determinazioni delle autorità giudiziarie in questo giudizio per direttissima. Al momento da via Marocchesa, da località Marocchesa qui a Mogliano è tutto. Con Nicoletta Rizzetto, Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto per questo contributo. Noi continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel veneziano dopo gli scontri gravissimi tra i tifosi di Venezia e Udinese alla stazione di Basigliano, la condanna immediata del comune contro ogni forma di violenza, e ce ne parla proprio il nostro Filippo Fois, che lo vedo nello schermo. Filippo, buongiorno. 3, prendiamo la linea dalla sede di via Palazzo a Mestre del Comune di Venezia. Accanto a noi il vice sindaco Andrea Tomaillo, che è anche assessore allo sport, nonché grande tifoso del Venezia, come tutti qua dentro. E dobbiamo dire, Tomaillo, che noi abbiamo assistito a scontri, c'erano stati anche dei precedenti tra tifosi dell'Udinese e del Venezia durante la gara d'andata, ma un assalto alla diligenza come quello di Basigliano non l'avevo mai visto. No, è stato un fatto molto brutto, una violenza assolutamente da condannare, perché nel calcio, insomma, quando ci sono gli sfottò, le prese in giro ci stanno, per certi versi sono anche belle, simpatiche, danno un po' di colore al calcio, ma quando entra in campo la violenza assolutamente no. È stato un attacco veramente duro, soprattutto perché nel treno c'erano anche tante famiglie, c'erano persone in mezza età, ragazzi, insomma non c'era solo la parte di tifo più caldo, e quindi insomma anche la paura che hanno preso queste persone, e poi anche il fatto che 2 poliziotti sono stati feriti, sono insomma adesso sotto osservazione,
e quindi insomma fatti sicuramente da condannare, come è stato chiesto insomma da più parti, chissà che vengano presi provvedimenti seri. Senta, lei ha avuto modo anche di parlare con qualcuno dei viaggiatori che si trovavano su quel treno? Sì, qualcuno mi ha scritto, in particolare un padre con un ragazzino che era su quel treno e ha preso parecchia paura, perché insomma hanno deciso di fare il viaggio in treno insieme a tanti tifosi, perché insomma l'afflusso di tifosi veneziani sabato è stato davvero importante, anche molto bella, e loro erano tranquilli, insomma hanno preso parecchia paura perché insomma non erano abituati a queste dinamiche nel bel mezzo della serata, perché poi era buio, oltre al disguido naturalmente di 3-4 ore di ritardo di ritorno a casa, perché poi il treno è stato fermo parecchio. C'è stata una presa di posizione molto dura del SAP, il sindacato autonomo di polizia, che peraltro aveva tenuto il suo congresso proprio qui a Mestre venerdì. Il SAP chiede il DASPO a vita per i tifosi, chiamiamoli così per convenzione, che sono rimasti coinvolti in questi scontri. C'è però da dire che scorrendo la lista degli arrestati, si tratta di 5 austriaci, un bosniaco, un albanese, gente che non mi sembra sia molto interessata di suo al campionato italiano. No, probabilmente la difficoltà sarà quella di individuarli e capire se riuscire a dargli il DASPO o meno, perché sono tutte persone residenti all'estero. L'Udinese aveva questo gemellaggio, i tifosi dell'Udinese avevano questo gemellaggio con i tifosi di Salisburgo, quindi molti arrivavano da là, bisognerà capire, poi le autorità capiranno come eventualmente punirli, diciamo, però probabilmente erano organizzati per venire a fare questa cosa e non per altro. Cambierà qualche cosa, secondo lei, da domani, quando il Venezia ospiterà la prossima partita in casa? No, io mi auguro che, insomma, vista anche la particolarità dello stadio Penzo, questi fatti a Venezia non succedano, che si possa terminare il campionato in tutta tranquillità, anche per permettere a Venezia di continuare a giocare allo stadio, visto, come dicevo, la particolarità. Deve essere una festa sempre colorita, bella, allo stadio pieno, e insomma speriamo che la violenza stia più distante possibile dai campi di calcio. Grazie ad Andrea Tomaello, vice sindaco di Venezia e assessore allo sport. Noi ripercorriamo allora i fatti di Basiliano nel servizio di Omar Costantini, poi la linea torna allo studio. Un gruppo di una cinquantina di ultra dell'Udinese, spalleggiati da numerosi supporter del Salisburgo, hanno assaltato il treno diretto a Venezia che riportava a casa i circa 1200 tifosi lagunari. È accaduto alla stazione di Basiliano sabato 1 febbraio, poco prima delle 18:10, dopo la fine della partita disputata al Blue Energy Stadium. 2 persone sono rimaste ferite, portate successivamente in ospedale. I tifosi del Venezia erano stati scortati dalle forze dell'ordine dallo stadio alla stazione di Udine. I tafferugli sono durati pochi minuti perché è arrivato l'elicottero della polizia assieme a numerosi equipaggi. Per fermare il treno in corsa, gli ultras di Udinese Salisburgo, giunti appositamente per dare manforte ai friulani con cui sono gemellati, hanno rischiato di essere travolti dal convoglio. Il macchinista li ha evitati solo grazie a una frenata disperata. Appena il treno si è fermato nei pressi della stazione di Basiliano, pochi minuti dopo la partenza da Udine, una cinquantina di ultra incappucciati, armati di bastoni e manganelli, hanno assaltato le carrozze occupate dai tifosi lagunari. Gli scontri sono stati durissimi, ma durati pochi minuti. I primi accertamenti consentivano di procedere all'arresto in flagranza di reato di 8 persone, di cui 5 austriaci, un bosniaco residente in Austria, un albanese e un italiano residenti a Udine, e la denuncia a piede libero di un italiano. Le ipotesi di reato per i soggetti sono state quelle di blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza pubblica ufficiale, utilizzo di artifici pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Agli stessi verrà applicata il DASPO. A fine di ripristinare la circolazione ferroviaria, Trenitalia ha fatto giungere a Basiliano un treno a bordo del quale sono stati trasferiti passeggeri estranei all'incontro, mentre i tifosi lagunari sono stati spostati nelle carrozze integre del treno coinvolto negli scontri. La circolazione ferroviaria è stata ripristinata poco prima delle 19:30, mentre il treno interessato è partito poco dopo le 20. Gli arrestati sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'arresto da parte del GIP del Tribunale di Udine e per essere sottoposti a giudizio direttissimo. Proseguono nel frattempo le attività di indagine per verificare la sussistenza di altre ipotesi di reato o anche solo di violazioni amministrative anche a carico di numerosi altri contendenti in corso di identificazione. Bene, ringraziamo anche Filippo Fois e ovviamente Omar Costantini per questo contributo, un fatto che continuerà sicuramente a far discutere. Lasciamo la cronaca, però ora parliamo di politica, parliamo delle regionali. I nostri colleghi di Padova sono davanti a un gazebo della Lega, vediamo com'è andata la raccolta firme, ce ne parla la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno, a te la linea.
Sì, buongiorno. In 300 piazze del Veneto è stato un fine settimana di raccolta firme per la Lega. Qui con me c'è l'onorevole Alberto Stefani, segretario regionale del partito. È stato un weekend proficuo perché il bilancio è più che positivo. Assolutamente sì, abbiamo superato le 50.700 firme. Proseguiremo nel corso dei prossimi giorni, delle prossime settimane, dei prossimi mercati. Continueremo a raccogliere le firme per chiedere la presidenza leghista della nostra regione, ma soprattutto per ascoltare i veneti, ascoltare quindi le loro proposte, le loro richieste, le loro segnalazioni e anche le loro critiche, perché credo che è giusto che la politica ci metta la faccia e ascolti il proprio territorio. Alle altre forze politiche che hanno contestato questa raccolta firme e questa occasione di incontro domando dove siano i loro gazebo, perché la politica deve fare questo, deve ascoltare la gente. Io vengo dal mondo dell'amministrazione locale e credo che sia importante questo rapporto diretto con il proprio territorio e con la propria gente. Questo è quello che deve fare la politica per riavvicinare gli elettori al voto. Centrodestra che continua a interloquire, almeno per la questione veneta. Avete in programma un nuovo incontro nei prossimi giorni a Roma proprio per discutere delle regionali in Veneto? Ma so che c'è un tavolo di centrodestra in settimana, come di fatto c'è sempre poi in realtà durante le occasioni di trattativa. Per ora noi in Liga Veneta i nostri tavoli sono quelli sotto al gazebo, dove raccogliamo le firme, dove ascoltiamo i veneti, dove chiediamo a loro il parere di questa nostra linea politica, ma soprattutto chiediamo a loro cosa vogliono fare del nostro territorio e quali possono essere le proposte più utili per migliorare il nostro Veneto. Insomma, tutti gli amministratori leghisti sono impegnati in questi fine settimana per le raccolte firme. Intanto da Padova è tutto, linea allo studio. Da Visentin noi torniamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Vicenza. Sono trascorsi 10 anni da quando Graziano Stacchio, benzinaio di Ponte di Nanto, non esitò ad imbracciare il fucile da caccia e a sparare contro i banditi che stavano assaltando la vicina gioielleria di Robertino Zancan con dentro una commessa. Noi ci colleghiamo subito con il nostro Carlo Alberto Inghilleri e Federico Cibotto, che sono sul posto dove 10 anni fa si scatenò un conflitto a fuoco. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo esattamente nel luogo, come hai detto giustamente tu, dove 10 anni fa si scatenò l'inferno. Ci troviamo nel Vicentino, sulla Riviera Berica, a Nanto, e qui il 3 febbraio del 2015 all'improvviso nel pomeriggio arrivò un comando di banditi armati che diedero l'assalto alla gioielleria che si trova a un centinaio di metri da qui. Si trovava esattamente alle nostre spalle e all'interno c'era una commessa. Quella commessa la conosce bene Graziano Stacchio, il benzinaio eroe che non ci pensò su un attimo, imbracciò il suo fucile da caccia e intervenne in difesa della ragazza. Ci troviamo qui oggi a 10 anni di distanza con Gio Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, e con il protagonista di quell'episodio, Graziano Stacchio, il benzinaio eroe, per ricordare quegli attimi terribili. Che cosa ricorda? Ricordo tutto, perché sono cose che ti rimangono nella mente, sono indelebili da cancellare. Non è possibile cancellarle, perché parlavo proprio con la giovane ragazza che era lì, perché era una ragazza più o meno dell'età di 20 anni. Che cosa vuoi? Vi siete mantenuti in contatto? Ricordavate pochi giorni fa quell'episodio? Ci siamo visti anche la settimana scorsa a rivivere quei momenti. Che li senti ancora, perché sono scadenze che non ti dimentichi. E mi diceva che era ancora molto turbata, che non è capace era già la seconda sua esperienza purtroppo negativa. Sono cicatrici che ti rimangono addosso. Ebbene, Graziano Stacchio intervenne con il suo fucile da caccia. Chiedo a Federico Cibotto, che è qui con me, che ringrazio, di mostrare i colpi che sono ancora qua sul muro. Uno si trova lì davanti, vedete c'è anche la targhetta che ricorda la data, l'altro
ancora più visibile si trova sul terrazzo dell'abitazione di Graziano Stacchio, vedete, lassù in cima, e poi dei colpi si trovano anche sulla traiettoria dove Graziano Stacchio si trovava, perché Graziano Stacchio, lei venga qui, facciamo vedere ai nostri telespettatori. Lei si era nascosto da questa parte per sparare? Ero protetto da questa centralina metallica del ponte sollevatore e dall'auto mi sono arrivati 2 proiettili che sono lì. Facciamo vedere ai nostri telespettatori i colpi che furono sparati dai banditi al suo indirizzo, e purtroppo in quel conflitto a fuoco ci fu poi un epilogo tragico con la morte di uno dei banditi, ferito alla gamba da Graziano Stacchio, che non voleva ucciderlo, però purtroppo quel bandito poi morì dissanguato, perse la vita. Non era certo la mia volontà di uccidere, perché ho preso un colpo sulla gamba, penso un po'. Che poi l'abbiano abbandonato anche i suoi compagni, e questo è stato un loro capiforte, perché dispiacere rimane, dai, non possiamo nasconderselo, ti rimane. Puoi essere a posto con la coscienza, puoi sentirti anche, ma capita che i carabinieri, magari in un conflitto a fuoco, io ho parlato anche con loro, una cosa che poi ti rimane dentro. Sì. Straziante, certamente. Da allora Graziano Stacchio è diventato anche testimonial della legittima difesa, una battaglia che dura ancora oggi, un tema politico di attualità. Io a suo tempo non mi sono tirato indietro, perché era una cosa che me lo sentivo, è un dovere istituzionale sentirsi fare quelle cose lì, perché fa parte della vita, quelle di responsabilità, affrontare le proprie responsabilità è un dovere, e poi una cosa così delicata che può capitare a tutti, ancora meglio. Allora lì mi sono messo a disposizione della politica e siamo arrivati a un certo equilibrio, insomma, su quanto riguarda la legittima difesa, vista con quella formula ha dato di buoni risultati. Dibattito comunque politico ancora aperto, e all'epoca, 10 anni fa, Gio Formaggio non era ancora consigliere regionale di Fratelli d'Italia, era il sindaco di Albettone, si precipitò qui a Nanto con una maglietta che fece stampare in diverse copie in pochissime ore. Hashtag io sto con Stacchio, si schierò subito con Stacchio, e quell'hashtag fu poi ripreso anche da quella che oggi è il premier italiano, Giorgia Meloni. Sì, quella sera arrivai subito, mezz'oretta dopo il fatto, ed era automatico stare con Stacchio, nel senso, Stacchio è la persona che vorresti come vicino di casa, uno che non si gira dall'altra parte, uno che sta con la gente per bene, contro la delinquenza, contro persone dei banditi che sono venuti qua a fare non si poteva non stare con Stacchio. Siamo andati avanti, abbiamo fatto di tutto. E ricordo soltanto, e la faccio vedere perché non è mai stata fatta vedere, questa è la maglietta che stampò il PD contro le mie magliette, perché dicevano che la politica trasversalmente stava con Stacchio. A distanza di 10 anni non abbiamo più visto nessuno del PD, nessuno della sinistra a passare qua da Graziano Stacchio, dargli una pacca sulla spalla e soprattutto ringraziarlo per quello che fa, perché tutti quanti noi vorremmo avere il coraggio e la determinazione che ha avuto Graziano Stacchio quella sera. Però Fratelli d'Italia oggi è al governo, quali passi sono stati fatti nella battaglia per la legittima difesa che avete subito lanciato? Allora, sono stati fatti importanti passi avanti, non sono sufficienti, perché ricordo che stasera ci sarà alla festa anche la moglie di Zen, la guardia carceraria, che è in carcere adesso perché ha fatto la stessa cosa che ha fatto Graziano Stacchio, quindi ci sono tanti e tanti passi in avanti da fare. Ho sentito il senatore De Carlo, ho sentito il ministro Nordio, dobbiamo continuare ad andare avanti in questa battaglia. Ecco, stasera stava facendo un riferimento Gio Formaggio alla cerimonia che si terrà proprio qui dove ci troviamo, nell'area di servizio di Graziano Stacchio, per ricordare quei 10 anni, quello che accadde 10 anni fa, e per in qualche modo rilanciare
rilanciare questa battaglia per la sicurezza e da parte sua anche per la legittima difesa. Io le faccio una domanda in chiusura però di questo collegamento. Lei lo rifarebbe? L'ho sempre detto e ancora lo dico e lo ribadisco: non puoi girarti dall'altra parte, e non mi girerò mai dall'altra parte. Graziano Stacchio. Da corso di alzarsi la vita. Parole forti, pesanti, quelle di Graziano Stacchio. Stasera alle 18:30 per il TG regionale di Antenna 3 saremo qui per raccontarvi quella cerimonia, per ricordare appunto un brindisi, no? Giusto? Una cerimonia per ricordare quello che accadde 10 anni fa. Direi che se non ci sono domande da studio, Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero Carlo, grazie anche ai tuoi ospiti. Noi continuiamo con la cronaca e ci spostiamo a Treviso, dove c'è stato un assalto ad una villa razziata dai ladri, un bottino di ben 250.000 euro. Indaga la squadra mobile della questura di Treviso, un colpo clamoroso a pochi passi dal centro di Treviso, in una villetta tra Viale Vittorio Veneto e il Put, all'inizio dei passeggi. L'incursione è stata scoperta nella serata di domenica scorsa. I malviventi sono entrati all'interno di Villa Fadalti Mantovani, sono riusciti a accaparrarsi un bottino di 250.000 euro in preziosi collane, gioielli e orologi di valore. Dopo aver messo a soqquadro le stanze, ha aperto con un flessibile una cassaforte in cui era contenuta la maggior parte del bottino. Come vi ho detto, le indagini ora degli uomini della squadra mobile della questura di Treviso, che sono intervenuti sul posto. E noi rimaniamo sempre nel trevigiano per parlare dell'ennesima tragedia della strada, comunità sotto shock, l'ha sbandato il tragico volo nel vigneto a Valdobbiadene nella notte scorsa, la terza vittima della strada nella Marca dall'inizio dell'anno, il 20enne David Agostinetto, operaio alla cantina Ruggeri. Un gran bravo ragazzo, lavoratore, adesso è facile dirlo, però è proprio così. È un via vai continuo in strada Cartizze tra Santo Stefano e Saccola, Valdobbiadene, il mattino dopo la tragica uscita di strada costata la vita a Davide Agostinetto, 20 anni appena, operaio alla cantina Ruggeri di Valdobbiadene, dove era stato assunto dopo il diploma all'Istituto Verdi. Rientrava poco prima di mezzanotte da una serata trascorsa in pizzeria, poco distante, a Follo, per arrivare a casa, in centro a Saccola. Doveva percorrere ancora qualche centinaio di metri. Improvvisamente ha perso il controllo della macchina, che ha sbandato sulla sinistra, affondando le ruote nel ciglio erboso e volando in un vigneto, come mostrano ancora l'indomani i pali spezzati e il terreno smosso. Davide è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Era ancora vivo, anche se gravissimo, quando con ambulanza ed elicottero sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo, ma invano, di rianimarlo. A eseguire i rilievi i carabinieri, difficile accertare se si sia trattato di un colpo di sonno, di una distrazione o di una sterzata improvvisa per la presenza di un animale sulla strada. L'unica cosa certa è che David non c'è più. Lui è simpatico, vivissimo e, come ripeto, dedito alla famiglia e al lavoro. Non è stato proprio sfortunato. Parenti e amici si sono stretti alla famiglia del 20enne, molto conosciuta e attiva in paese. Papà Virgilio, mamma Mara, il fratello maggiore Michael. Un andirivieni di auto, di abbracci, un'infinita commozione. Ho perso un figlio, sto morendo dal dolore, dal dispiacere, dice il papà, che si è recato più volte sul luogo dell'incidente. Una comunità piccola e unita, colpita da un lutto che segna i volti e gli sguardi. Ci si conosce tutti, li vedi da quando nascono a quando crescono, poi è un vicino di casa, è abituato a vederlo sempre lì nel cortile con suo padre. È proprio un disastro per la famiglia, poveri. Mi dispiace proprio tanto. Continuiamo con la cronaca sempre dal Trevigiano. La Guardia di Finanza di Treviso ha confiscato un'abitazione, un garage e 2 laboratori artigianali di proprietà di un imprenditore tessile cinese, di recente condannato a titolo definitivo per reati tributari commessi dal 2014 al 2017. Il valore
dei fabbricati che si trovano all'interno di un unico complesso immobiliare di Giavara del Montelle, pari all'imposta evasa dagli imprenditori circa 250.000 euro. Fino alla confisca erano utilizzati come residenza e sede della sua impresa. L'evasione è stata portata alla luce grazie alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Treviso. Ed ora invece ci spostiamo a Padova. Buone notizie per quanto riguarda le condizioni di salute della 55enne trovata priva di sensi a Borgo Veneto accanto al corpo senza vita del compagno che si era suicidato. Si è risvegliata la 55enne trovata in fin di vita mercoledì scorso accanto al corpo senza vita del compagno Silvano Vigato. Le sue condizioni di salute però sono precarie e ancora non le consentono di essere interrogata dai carabinieri. Solo il suo racconto potrà chiarire cosa è accaduto all'interno della villetta di Via Rossini nella frazione di Meiadino San Fidenzio a Borgo Veneto. Le prossime ore dunque potrebbero essere cruciali per la risoluzione del giallo. La 55enne è stata estubata, ma i medici della terapia intensiva e dell'ospedale di Schiavonia ancora non possono escludere completamente che ci possano essere stati danni neurologici permanenti. Mentre per Silvano Vigato ci sono pochi dubbi, l'uomo si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola al petto con l'arma che deteneva regolarmente e che è stata ritrovata accanto al suo corpo, restano i dubbi per quanto è accaduto alla 55enne. L'autopsia e l'esame tossicologico che verranno eseguiti nei prossimi giorni sul corpo del 65enne chiariranno se prima di uccidersi abbia assunto qualche farmaco o sostanza nociva. I dubbi riguardano i momenti che hanno preceduto la tragedia. Una vicina ha raccontato di aver sentito litigare e poi il silenzio. Gli esami tossicologici condotti sulla donna invece hanno dato al momento esito negativo, ma da un secondo controllo i medici hanno evidenziato qualche segno sul suo corpo, forse provocato da una colluttazione. L'ipotesi del tentato omicidio-suicidio non è mai stata scartata dai carabinieri, ma solo la 55enne, quando potrà parlare e se ricorderà quanto è accaduto, potrà confermare o meno questa tesi. Dopo la ferma condanna dell'episodio, ora la pubblicazione del video sui suoi profili social. Parliamo del presidente del Veneto Luca Zaia, che ha postato le immagini del pronto soccorso di Borgo Trento a Verona dopo che 2 notti fa un paziente ha aggredito gli operatori e danneggiando la struttura. Un atto di inciviltà inaccettabile. Chi aggredisce un operatore sanitario commette un delitto dei più ripugnanti, va insegnato ai bambini, agli adulti e va ricordato anche ai cittadini stranieri che vivono nelle nostre comunità così. Zaia, l'aggressione aveva riguardato un medico e 3 infermieri aggrediti dal soggetto, un cittadino serbo trasportato in pronto soccorso in condizioni di incoscienza al risveglio, la violenta reazione con l'aggressione ai sanitari. Ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente qui in studio in diretta. Siamo tornati nuovamente in diretta e qui in studio continuiamo con la cronaca da Padova. Continuano i controlli antidroga da parte delle forze dell'ordine, 2 le persone denunciate dai carabinieri nel fine settimana. In tasca pochi grammi di hashish, in casa però i carabinieri gli trovano quasi 2 etti di droga. Guai per un 20enne residente in un comune della cintura padovana, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Per lui una denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio. Tutto è successo sabato pomeriggio in via Montà a Padova, dove gli uomini dell'Arma hanno fermato per un controllo il giovane, trovandogli addosso la droga divisa in 3 involucri. I militari hanno quindi perquisito anche l'abitazione del 20enne, trovando in uno zainetto 2 pezzi di hashish per un peso di 194 grammi, sempre nascosti anche altri 3 involucri di droga corrispondenti a 36 grammi. Il giovane è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Padova. In un'altra operazione, in via Marconi a Roncaglia, i carabinieri hanno fermato e controllato una vettura e hanno trovato addosso a un 28enne 26 grammi di chetamina, una pericolosa droga sintetica. La droga è stata sequestrata e l'uomo denunciato. Sempre Padova, ancora un locale chiuso perché non rispettava le norme in materia di sicurezza.
Sospesa la licenza per 45 giorni ad un locale di via San Crispino a Padova. Gli uomini della questura hanno imposto lo stop del questore Marco Dorisio, viste le troppe condotte illecite riscontrate nel locale. Musica senza permesso, somministrazione di alcolici fuori dagli orari consentiti, oltre al fatto che alcuni clienti abituali del locale erano coinvolti in attività di spaccio di droga. Tra gli ultimi episodi, lo scorso 29 novembre la polizia aveva arrestato uno spacciatore che cedeva pastiglie di ecstasy ad un acquirente. Appena il mese prima, gli uomini della questura avevano svolto altri controlli. Era emerso che nelle serate del mercoledì, venerdì e sabato nel locale si tenevano serate musicali in violazione della normativa in materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti. Al momento dei controlli, infatti, effettuati dopo le 3 del mattino, all'interno erano presenti numerose persone intente a ballare e consumare bevande alcoliche, contravvenendo al decreto legge che ne vieta la somministrazione tra le 3 e le 6. Gli stessi ambienti del locale non erano autorizzati ad ospitare attività di pubblico spettacolo, privi dei requisiti di sicurezza, soprattutto in termini di vie d'accesso e di presenza di estintori. La licenza quindi sospesa per 45 giorni e il titolare è stato denunciato per inosservanza alle norme imposte ai pubblici spettacoli. Ed ora torniamo a parlare dei gravi fatti avvenuti alla stazione di Basigliano con gli scontri tra le tifoserie di Venezia e Udine, e ci colleghiamo subito con il nostro Francesco Pezzella, Alessandro Fiermonte. Francesco, buongiorno. Buongiorno, sì, siamo qui in tribunale dove alle 13 è prevista la convalida dell'arresto e il processo per direttissima a carico degli 8 arrestati per i fatti di Basigliano di sabato scorso. Intanto le 8 persone, che sono 5 austriaci, un bosniaco, questi 6 residenti in Austria, più un cittadino di nazionalità albanese ed uno di nazionalità senegalese che sono residenti qui ad Udine, dovranno rispondere di rissa aggravata, blocco ferroviario e possesso di materiale pirotecnico e bastoni all'interno dello stadio in occasione della partita. Soltanto per uno, il cittadino di nazionalità bosniaca, c'è la contestazione del reato di resistenza pubblico ufficiale. Tutti e 8 sono stati già colpiti da un DASPO della durata di 5 anni. Quello che accadrà oggi qui in tribunale sarà appunto la convalida da parte del giudice Carlisi dell'arresto eseguito sabato in stazione, e poi ci sarà il processo per direttissima. Da quello che abbiamo appreso, il difensore, l'avvocato difensore di 7 degli 8 arrestati, l'avvocato Giovanni Adami, chiederà il termine a difesa, come si suol dire, cioè prendere tempo per studiare bene anche i eventuali precedenti penali dei suoi clienti in Austria, il che ovviamente è molto importante, perché a seconda di quello che avverrà qui, della condanna o meno, poi c'è un processo, vedremo come andrà a finire, il tutto potrebbe avere una conseguenza per quanto riguarda l'esecuzione della pena. Detto questo, vedremo che cosa succederà dalle 13 in poi. Come detto, c'è questo DASPO di 5 anni e il giudice potrebbe anche, dopo la convalida dell'arresto, disporre delle misure cautelari, per esempio il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia e ad Udine per gli austriaci, ma anche per gli stessi residenti qui in città. Uno degli arrestati, il cittadino di nazionalità albanese, ha atteso la convalida di oggi e il processo agli arresti domiciliari, mentre gli altri sono stati trattenuti da sabato fino ad oggi. Tra poco arriveranno qui in tribunale per il processo nelle camere di sicurezza della questura di Udine. Per il momento qui al tribunale è tutto, vi restituisco la linea. Grazie davvero a Francesco Pezzella, Alessandro Fiermonte, grazie. Poi ovviamente ci collegheremo ancora se ci dovessero essere ulteriori novità, notizie su questo agguato. L'abbiamo visto, ne abbiamo parlato davvero in questa nostra prima edizione alla stazione di Basigliano. Noi cambiamo argomento, intanto vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Intanto buongiorno. Grazie a voi, buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Partiamo da un caso che ha fatto discutere, il caso Al Masri, lo sappiamo, ne abbiamo parlato spesso, ci sono davvero ancora molti dubbi da chiarire, però su questo argomento ormai una polemica che continua a infuocarsi.
Beh, la verità è che è stato liberato un torturatore accusato di molti delitti, che questo è avvenuto nel nostro paese, pare per un cavillo e per un'azione che non avrebbe svolto nei tempi necessari il Ministro della Giustizia. Ora saranno i magistrati ad indagare come hanno voluto annunciare e fatto, ma rimane una necessità di chiarimento politico, questo sì, che spetta alle nostre istituzioni, in questo caso spetta al governo, ed è assolutamente necessario per chiarire una vicenda inquietante che ha riguardato il nostro paese e una persona, come ho detto, accusata di crimini orrendi. Si sarebbe dovuto fare qualcosa di diverso, di più? Ma ho già detto, il Ministro della Giustizia avrebbe potuto intervenire per impedire che questa persona potesse essere riaccompagnata con un aereo e con tutti gli onori nel proprio paese, senza rispondere a quelle che sono le accuse che sono rivolte a lui in ambito internazionale, a cominciare anche dal Tribunale dell'Aia. E noi proprio su questo argomento, poi ovviamente si vedrà questa sera, abbiamo pensato ad un sondaggio che poi verrà ovviamente, l'esito verrà visto nel corso della nostra trasmissione, e lo vedete, lo scontro proprio tra governo e magistrati dopo questo caso, con Meloni e i 2 ministri indagati, e torna nel centrodestra il dibattito sul ripristino dell'immunità parlamentare che fu modificata nel 1993. Altro argomento che sicuramente sarà poi al centro di una discussione politica. Ma mi auguro che non lo sia, perché mi pare una proposta che sia stata avanzata da qualche parlamentare, non so, della Lega o di Forza Italia, non so quale esito avrà, però sostanzialmente penso che non ci sia bisogno di riportare l'immunità parlamentare come era una volta, è stata abolita nel 1993. Penso che il sistema così abbia funzionato e che tutti quanti, compresi i parlamentari, debbano essere, se del caso e avvenute le autorizzazioni necessarie, oggetto di indagini, senza che ci sia uno scudo che li possa proteggere a prescindere. Questo nel passato ha creato qualche problema, per cui non vorrei davvero che dietro questo scontro con la magistratura poi dopo si tentasse in qualche modo di rivedere anche il sistema dell'immunità, cosa che in questo momento a me pare assolutamente fuori luogo e non necessaria al nostro Paese, anzi sarebbe bene che la maggioranza si occupasse di cose più serie, più concrete, che hanno davvero interesse nella vita dei cittadini. Prima di arrivare insomma, a parlare di Cortina, io volevo anche trattare, visto che abbiamo parlato comunque di sicurezza, ne abbiamo parlato spesso, però abbiamo visto anche adesso un altro assalto ad una villa, si parla di sicurezza, ma davvero è una situazione che sta un po' sfuggendo di mano, nel senso che la gente ha davvero paura. Adesso questo assalto in villa insomma, sono entrati, hanno fatto a parte insomma 250.000 euro, ma insomma sono entrati praticamente allarmi inseriti, ovviamente disattivati, e nel cuore di Treviso, ecco. Sì, questa della sicurezza della vita delle famiglie, delle persone è una priorità e dovrebbe essere una priorità che riguarda tutti. Purtroppo il governo di centrodestra ha di fatto fatto propaganda sulla sicurezza dei cittadini, ma non ha attivato poi, dal momento che è al governo, delle misure più efficaci per garantire la sicurezza. E la verità è che mancano forze dell'ordine, personale di tutte le polizie in grado di svolgere quel ruolo di controllo e di presidio del territorio necessario per reprimere azioni di delinquenza e di violenza. Le forze dell'ordine fanno uno sforzo incommiabile, ma se non hanno le risorse umane necessarie è impossibile che questo sforzo raggiunga tutti. In più
Se accanto a questo non si fa una politica efficace dell'immigrazione, una politica efficace dell'integrazione, questa tematica può ulteriormente scoppiare. Quindi davvero penso che le istituzioni, le forze dell'ordine e le amministrazioni locali dovrebbero essere messe nelle condizioni di svolgere questo lavoro, perché poi a pagare sono i cittadini nella loro vita quotidiana, nelle incertezze che possono avere e nella paura che ogni giorno vivono di fronte a situazioni che non li vedano sufficientemente protetti. Ecco, lei ha parlato di immigrazione e di integrazione. Davvero tanta strada ancora da fare per cercare di risolvere queste due problematiche che sono ormai... Ma la verità è che anche da questo punto di vista le forze di centrodestra, il governo avevano tanto parlato di blocco dell'immigrazione illegale, di blocchi che avrebbero dovuto impedire flussi migratori. In realtà bisognerebbe lavorare per accordi con i paesi stranieri e soprattutto per favorire l'immigrazione regolare che è necessaria anche per coprire il fabbisogno di manodopera delle nostre imprese, penso di tutta la realtà veneta. Ma per fare questo ci vogliono delle politiche ben specifiche a livello europeo e a livello nazionale che non sono state messe in campo dall'attuale governo, e poi è necessario, come ho detto, lavorare anche sull'integrazione, perché le persone che vengono qui devono sostanzialmente sapere dove andare a abitare, imparare una lingua, essere formati e quindi avere la possibilità di un lavoro. L'integrazione è questa, è solo così che si fanno le società più coese e quindi migliori. Ecco, quando parliamo di sicurezza, non so se possiamo farle vedere le immagini dell'aggressione all'ospedale di Verona, perché oggi il presidente Zaia le ha postate sui suoi social dicendo un atto di inciviltà inaccettabile, che aggredisce un operatore sanitario commette un delitto dei più ripugnanti e va insegnato, dice, ai bambini, agli adulti, e va ricordato anche ai cittadini stranieri che vivono nelle nostre comunità. Immagini che insomma hanno fatto davvero discutere, ma poi guardiamo insomma una situazione davvero difficile anche e soprattutto per i sanitari che si trovano davvero alle prese a volte con queste situazioni. Anche qui ci dovrebbe essere un intervento, qualcosa in più da fare. Beh, innanzitutto la condanna totale verso episodi di questo genere e verso chi li compie sono inaccettabili e vanno perseguiti per quello che sono. Su questo non c'è alcun dubbio da parte di nessuno. Contemporaneamente è chiaro che bisogna continuare a fare di più per garantire la sicurezza anche nei presidi ospedalieri. Il governo ha approvato un provvedimento e purtroppo in quel provvedimento non ci sono risorse finanziarie, pertanto è stata un'ennesima bandiera che però non ha determinato politiche efficaci di contrasto a questa situazione. È stata una misura, un segnale, ma senza risultati concreti. Credo che vada anche fatto in modo che in ogni ospedale ci possano essere dei luoghi di ascolto, di accoglienza, a tutela del personale sanitario e anche per fare in modo che le persone abbiano tutte le informazioni necessarie. Poi più complessivamente, oltre alla sicurezza degli ospedali, dei presidi, ci vuole una politica più complessiva che riguardi il nostro personale e in generale il funzionamento della sanità. Ci sono ancora troppi pochi infermieri, troppi pochi medici, i turni sono massacranti e in più si trovano anche di fronte a situazioni di questo genere. Questo è assolutamente inaccettabile e purtroppo non ci sono interventi efficaci e si è visto anche in questi giorni che l'intervento che doveva essere fatto per diminuire le liste d'attesa non ha prodotto alcun risultato. Ecco, parlando, e dopo magari chiudiamo l'argomento sicurezza, noi avevamo parlato proprio con i SAP, insomma i sindacati di polizia ci dicevano, insomma abbiamo ridotto gli uomini nelle volanti, facciamo turni su turni, ci dovrebbe essere un presidio sempre anche negli ospedali di polizia, però è un po' un cane che si morde la coda, perché in realtà
mancano i numeri, mancano le forze dell'ordine. Fra l'altro ci dicevano proprio anche nel Trevigiano che adesso vanno in pensione davvero un numero cospicuo di agenti e questo crea ancora più sofferenza all'interno dell'organico della polizia. Sì, è quello che abbiamo detto prima, noi ci troviamo di fronte a forze dell'ordine che fanno ogni sacrificio per garantire il presidio del territorio, molto spesso sono pagati anche poco e bisognerebbe sempre lavorare per un adeguamento degli stipendi e dei contratti e poi ci sono i pensionamenti e si fa fatica a fare nuove assunzioni e quindi a dislocare più personale nel territorio. Ripeto, è una grande priorità, la sicurezza è davvero una questione centrale per la nostra società, per le nostre famiglie, sì, e allora bisognerebbe agire di conseguenza, meno propaganda e più risorse finanziarie, più misure efficaci, innanzitutto a favore di tutti gli operatori della polizia. Parliamo di un altro argomento che sta toccando i cittadini, ma le tasche dei cittadini, l'aumento dei costi energetici, delle stangate, che insomma in una situazione già difficile in questo momento per l'economia proprio familiare. Sì, questo è un tema che si rincorre spesso nella nostra economia, nell'economia soprattutto delle famiglie, delle imprese. Abbiamo già visto a seguito delle crisi pandemiche, di quelle diciamo geopolitiche, quali effetti hanno pagato le nostre aziende. Io andavo in aziende che mi mostravano i conti dell'anno prima e come fossero triplicati quelli dell'anno in corso. Poi c'è stata una certa diminuzione, ora siamo di fronte ad un nuovo possibile aumento e bisogna fare degli interventi che fino a qui non sono stati fatti. E naturalmente se a questo aggiungiamo che aumentano le bollette, aumenta l'accisa sul diesel e quindi aumenta la benzina, in generale aumenta il costo della vita e senza che le pensioni o gli stipendi aumentino, tutto questo comporta delle difficoltà per le nostre famiglie. Speriamo poi, dico speriamo perché purtroppo la minaccia è incombente, che non vengano applicati dei dazi alla nostra economia da parte degli Stati Uniti. Trump lo ha annunciato, perché se così fosse anche per le nostre imprese che esportano ci saranno dei costi superiori e questo avrà delle ricadute anche sull'economia veneta, perché sono tante le imprese venete che hanno verso gli Stati Uniti forme di relazione commerciale molto avanzate. Infatti questa è la domanda che le avrei fatto adesso, ci sono aziende proprio venete che sono davvero terrorizzate e questo è uno spettro che rischia di far fallire davvero alcune aziende. Vedremo se adesso la Presidente Meloni in sede locale Zaia, cioè tutti quelli che hanno salutato positivamente la vittoria di Trump, se difenderanno le nostre imprese, la nostra economia, difendendo l'Italia e quindi l'Europa nei confronti degli Stati Uniti, oppure se lasceranno andare le cose così come sono. E, ripeto, questo sarà un danno per la nostra economia importante, serio e significativo, che in una situazione già difficile, con il mercato tedesco in difficoltà, in cui diminuisce l'export delle nostre aziende, ci troviamo anche i dazi di Trump e quindi misure protezionistiche in economia, rischiamo molto. Io mi auguro che ciò non avvenga e ribadisco, mi auguro che adesso la Presidente Meloni e gli altri suoi alleati facciano vedere che difendono la nostra economia, siccome quella del Veneto è tra le più importanti a livello nazionale, che difendano anche le imprese venete. Vedremo se questo succederà. Chiudiamo gli argomenti con le Olimpiadi Cortina 2026, cantieri che ci sono dei ritardi ancora nei cantieri, ma anche abbiamo visto, insomma, ci dicono anche i cittadini, prezzi che sono andati alle stelle, anche se qualcuno dice beh, forse è normale per l'arrivo di questi eventi per quanto riguarda i prezzi degli alberghi. È chiaro che un evento di questo genere comporta delle conseguenze che però penso sarebbe bene osservare, che qualcuno monitori, perché non è che ci possa essere, diciamo,
un impazzimento che poi sinceramente impedisce, già i costi sono molto elevati a tanta gente di poter vivere un evento di questo genere. Io penso che le Olimpiadi siano una grande occasione, avrebbero dovuto esserlo ancora di più se molte delle opere legate alle Olimpiadi si potessero concludere, invece alcune non si concluderanno nel 2026, penso alla variante di Longarone, alla variante di Cortina. Si concluderanno dopo, oppure la bretella per l'aeroporto di Venezia. Erano state indicate come priorità da qui al 2026, non sarà così. Vedremo sulle altre opere che riguardano più i giochi come si concluderanno le cose. Ripeto, le Olimpiadi sono una grandissima occasione per lo sport, per l'economia, per le attività produttive e bisogna fare molta attenzione a quella che è la loro declinazione in termini ambientali e in termini di impatto sociale. Nell'impatto sociale c'è anche quello che diceva lei, cioè le condizioni economiche e i prezzi. Penso che andrà monitorata questa situazione al meglio. Da subito, secondo lei, visto che si parla insomma già di prezzi che sono aumentati di già, insomma in previsione? Penso che da subito, nel senso che bisogna verificare bene lo stato dei lavori e come termineranno e fare in modo che questo evento rimanga un evento popolare, che non sia un evento per pochi. Per fare questo il mercato è il mercato, ma forse qualche intervento per regolare la situazione, per monitorare o per evitare che i prezzi vadano alle stelle può essere fatto. Grazie davvero, ringrazio davvero Andrea Martelli perché insomma riusciamo a parlare di argomenti importanti e anche di capire che cosa si può fare di più, quindi lo ringrazio. Io vado in pubblicità e poi torniamo di nuovo qui in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, andiamo subito a Bassano del Grappa dove ne avevamo parlato nei giorni scorsi, il soffitto della scuola era caduto a pezzi, oggi c'è stato il sopralluogo, vediamo com'è andata. Alle nostre spalle la scuola primaria Giovanni Pascoli, dove venerdì è avvenuto il distacco di alcuni calcinacci in un'aula, un episodio che ha allarmato le famiglie e che ha causato anche una piccola escoriazione a un bambino rimasto in classe durante l'intervallo, proprio nel momento in cui dal soffitto si sono staccati dei calcinacci. Un episodio che ha aperto quello che è stato definito un po' un vaso di Pandora sulla situazione sicurezza negli edifici scolastici di Bassano. Noi siamo in compagnia dell'assessore Andrea Viero, assessore ai lavori pubblici, perché proprio in questi minuti è in corso un sopralluogo all'interno della scuola. Assessore, che cosa sta succedendo? Quali sono le prime notizie che riusciamo ad avere sull'esito di questo sopralluogo? All'interno dell'istituto scolastico in questo momento c'è una ditta specializzata in diagnostica per l'edilizia che sta eseguendo dei puntuali sondaggi su tutti i soffitti della scuola stessa, in maniera tale da avere una ricognizione completa dello stato di salute. Ecco, al momento la scuola è dichiarata inagibile finché non verrà appunto concluso il sopralluogo, oltre 140, per l'esattezza 145 bambini che non sono venuti a scuola oggi, 8 classi. Assessore, si sta cercando una soluzione in tempi rapidi per diciamo una nuova collocazione di questi bambini che non verranno sparpagliati diciamo in giro. Stiamo cercando di trovare una soluzione il più rapidamente possibile per evitare appunto i disagi alle famiglie. Appena poi avremo notizie sullo stato di salute dei controsoffitti avremo anche modo insomma di aggiornare tutti quanti. Ed ora cambiamo argomento, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, Alessandro Martini, produttore della MC Production SRL. Buongiorno. Buongiorno. E grazie per essere Buongiorno, qua. Daniela, grazie. Noi vediamo il trailer di un film, il film prodotto da lui e che si intitola Giocattoli, e ne parleremo perché parleremo di disagio giovanile, parleremo di giovani
in grave difficoltà, giovani che purtroppo, l'abbiamo visto, anche troppo giovani, si tolgono la vita. Quindi vediamo questo trailer, poi magari lo commentiamo insieme. Claudio, ma veramente? Mi devo vergognare perché vai impreparato alle lezioni? Mi hanno scritto dalla scuola. Non fai mai i compiti? Che ti ha detto la maestra? Mi ha detto che sei bravo, ma che potresti impegnarti di più. Sto dicendo che è stata una giornata. Ciao ragazzi. Ciao, Fede. Un film che parla ai giovani, parla soprattutto alle famiglie. Qual è l'obiettivo di questo film? Che cosa vuol dire? Soprattutto alle famiglie? Sì, Giocattoli è uno strumento, lo abbiamo concepito, soprattutto lo ha concepito Lena Rastegaeva, che ne è la sceneggiatrice nonché il regista. È stato concepito proprio per dare alle famiglie, dare agli insegnanti della scuola, dare agli operatori sociosanitari, agli amministratori locali, ma anche ai professionisti del settore della psicologia e della psichiatria, uno strumento, un compendio, un supporto, perché Giocattoli manifesta, rappresenta, esprime in una, tra virgolette, apparente normalità quello che vivono moltissimi giovani. Il caso in questione nasce da una storia vera, peraltro, è una storia che ha fortemente condizionato Lena, la regista, ed è un caso di un bimbo di 9 anni, quindi la storia noi l'abbiamo ripresa e adeguata appunto con il nostro personaggio Claudio, proprio perché nella normalità non ascoltiamo abbastanza, lo dico anche come genitore, non ascoltiamo, siamo tutti presi dai nostri ritmi, dalle nostre preoccupazioni, dai nostri stress, dalle nostre ansie. C'è molta disattenzione e a volte anche una carezza, un bacio, un abbraccio, un fare le cose diversamente potrebbe servire. Purtroppo Giocattoli, che nasce proprio con questa finalità, difatti non abbiamo una programmazione di distribuzione classica in sala cinematografica, ma lo stiamo portando all'attenzione attraverso incontri con una grande, tra l'altro, partecipazione e coinvolgimento dell'amministrazione comunale, dei tavoli provinciali contro, appunto, per la prevenzione degli atti suicidari. Vogliamo coinvolgere le regioni, vogliamo coinvolgere il sistema sociosanitario perché sia diffuso, divulgato il più possibile. Ecco, questo è il senso di Giocattoli. Perché Giocattoli? Perché questo titolo? Perché, come ha detto proprio venerdì scorso uno psicologo nel corso della presentazione a Villorba, a Carità di Villorba, il giocattolo è l'espressione attraverso la quale il bambino riesce comunque da un lato ad esprimere lo stato emotivo. Anche nel gioco, nel film si vede molto bene la composizione del gioco, i giocattoli amici e i giocattoli nemici, chi rappresenta o cosa rappresentano i giocattoli nemici o quelli meno preferiti rispetto a quelli amici preferiti. E quella è la forma con cui Claudio, nella fattispecie,
riesce a spiegare, e poi oltretutto è una sorta di lascito, perché quando decide di compiere questo gesto estremo con il suicidio, dispone e organizza in maniera perfetta, ordina i propri giocattoli che lascia al fratello. Naturalmente il fratello è bravo a scuola, è affettuoso, riceve attenzioni da parte della mamma e quindi è una sorta di lascito, di eredità, ma proprio questo ordine, questo sistemare in maniera perfetta sul letto del fratello, insomma, dicono gli psicologi che ci sarebbero almeno 10-15 incontri di formazione, tanti sono gli spunti che il film riesce a dare. Di questo bisogna dare atto appunto a Lena, la regista, perché ha saputo in 24 minuti e 41 secondi fotografare e far interpretare. Peraltro abbiamo avuto un cast e una troupe di quasi 80 persone, tra una cosa e l'altra. Abbiamo girato a Roma a giugno dello scorso anno, quindi insomma è stato un lavoro importante, è la mia prima produzione peraltro, per cui insomma cominciare con qualcosa di così forte non me lo sarei mai immaginato, ma oggi come oggi ci prende moltissimo, e credo che il format ideale, esattamente come lo stiamo portando avanti nelle amministrazioni, nei territori, ripeto, siamo disponibili anche fuori dalla provincia, fuori dalla nostra regione, perché è uno strumento assolutamente trasversale, è quello di sensibilizzare i papà, le mamme, anche per coloro che hanno già avuto questo problema, perché purtroppo anche nella nostra provincia questo è un fatto che si propone molto spesso, anche se poi la stampa, diciamo, non ne dà grande rilievo. Ecco, noi abbiamo visto insomma un bambino di 9 anni, avevamo parlato proprio con il presidente del Filo di Simo, Ivan Scremin. Esatto, pochi giorni fa, e ci diceva che è preoccupante il fatto che l'età di questo disagio talmente grosso da arrivare a togliersi la vita è diminuito davvero tanto. Non si parla di 15-16 ma addirittura di 9-10 anni, ed è davvero sconcertante, perché siamo abituati a pensare che siano bambini e che a questo non pensino. In realtà questo film racconta proprio questo, che invece pensano a questo, e purtroppo come questo, che è un fatto, un caso avvenuto realmente, sì. Un bambino di 9 anni che decide di togliersi la vita. Sì, peraltro i numeri freddi e statisticamente brutti anche da leggere, da interpretare, ci dicono per esempio che l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che è stato importante nella figura del professor Stefano Vicari, come suol dirci, una volta ultimato il film, di porre in essere le attenzioni, cioè quando si fanno film legati a questo tema è molto facile rischiare di o banalizzare o estremizzare l'atto suicidario in quanto tale, oppure colpevolizzare gli attori di questa storia, la mamma o il papà disattento, come nel caso del film, o la maestra che procede per il suo programma ministeriale, piuttosto che altre situazioni, compagni, eccetera. Qui è proprio da tutti questi spunti, da queste sollecitazioni, una mamma, un papà assieme, separatamente, noi abbiamo visto delle reazioni davvero sorprendenti di chi l'ha visto, di chi immediatamente c'è il blocco, il senso di un colpo allo stomaco, come qualcuno ha detto. Perché poi sono errori che quotidianamente magari assolutamente si fanno, e uno dice ma lo faccio anch'io. Esatto. Però come dicevo, a 9 anni, come
nell'adolescenza come in età più adulta vanno interpretati i segnali che questi bambini, questi soggetti, e non è sempre, come dicono gli esperti, non è una malattia, è uno stato di disagio che nasce dal mondo che circonda questi. Ogni età ha le sue peculiarità, le sue disattenzioni o attenzioni mancate. E ripeto, purtroppo dobbiamo fermarci, dobbiamo arrivare a dire che magari la spesa che la mamma va a fare, per esempio, poteva farla con lui, forse sì, forse no, poteva abbracciarlo e baciarlo prima di uscire di casa, ma sono gesti che ci escono così normalmente, dice, ma vorrei mai che un bambino di 9 anni possa pensare a questo? Purtroppo lo pensano, hanno un concetto della morte indefinita, forse anche condizionata dai videogiochi, perché come si sa nei videogiochi quando finisce la partita si ricomincia, e quindi se anche muore il protagonista poi ricomincia e rivive. Qui la morte è definitiva e di conseguenza il segnale, ripeto, poi per questa fascia nell'adolescenza è un altro tipo di analisi, è un altro tipo di situazione. Tanto grave è il suicidio quanto, come ci riferisce appunto l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il tentato suicidio o l'autolesionismo. Perché ci sono anche tanti casi. Tantissimi casi di autolesionismo, il tagliarsi nelle gambe, nelle braccia, che poi, ripeto, nell'evoluzione, se così possiamo chiamarla, arrivano a questi gesti estremi. Però, ripeto, solo nelle competenze d'ambito territoriale, insomma, del Bambino Gesù di Roma parliamo di 500 casi all'anno. Sono 46.000 all'anno e di questi una parte sempre più considerevole è legata all'infanzia, all'età evolutiva. Noi abbiamo partecipato 3 settimane fa a Bressanone, appunto Vicari ha organizzato le settimane le giornate della psichiatria dell'età evolutiva e loro hanno adottato giocattoli proprio come strumento di riflessione tra gli esperti psicologi. Quindi da questo punto di vista siamo molto felici per aver centrato l'obiettivo. Adesso anche grazie per averci invitato, l'appello che noi facciamo è attraverso i servizi sociosanitari, attraverso le amministrazioni comunali, la regione e via, ripeto, non solo visto che insomma il vostro network va oltre il Veneto, noi siamo disponibili per portarlo ovunque vi sia questa sensibilità e questa esigenza. Attualmente voi lo state insomma, portando davanti ai comuni, come ci diceva, ai servizi sociali, ma anche nelle scuole. Certo. Che impatto ha questo film nei giovanissimi? Ma allora, lì diciamo che noi l'abbiamo testato fin dalla fase delle riprese, perché avevamo nel cast quasi 20 bambini, quindi voi immaginate anche la gestione di 20 bambini con i permessi, quindi dal far capire prima di tutto ai genitori che dovevano autorizzare la partecipazione del proprio figlio o dei propri figli in qualche caso ad un tema così, eppure c'è stato un grande trasporto, tutti i genitori hanno capito il senso di giocattoli e gli stessi ragazzini di 9, 10, 11 anni, perché questa era la fascia che abbiamo avuto sul set, hanno capito e si sono prodigati con un entusiasmo, un trasporto, una serietà professionale, ripeto, parliamo di ragazzini, certo. Cogliendo in primis naturalmente l'attore principale Claudio, nella vita Vincenzo, che ha trasudato proprio il vero stato d'animo di Claudio e quindi va detto che tra i giovani c'è anche in questo caso la percezione, la domanda, l'obiettivo qual è? Certo, da una parte i genitori devono modificare il proprio approccio, dall'altra forse i ragazzi non devono aver paura di parlare, di dire, ma ripeto, gli esempi sono tanti, esci da scuola, la prima domanda che tutti noi abbiamo fatto: come è andata oggi a scuola?
magari uno dopo 4 ore, 5 ore di scuola dice va benissimo, punto, e lì finisce. Parliamo d'altro magari, domandiamogli, senti, andiamo a fare qualcosa, hai voglia però di diventa un po' qualcosa? automatico, nel senso che forse È automatico, sembra è automatico, però sono quelle cose che probabilmente ci dicono i nostri schemi forse vanno modificati, vanno cambiati. Ci sono bambini che vedendo quel film si sono riconosciuti un po' nel protagonista e magari hanno tentato di chiedere aiuto, però poi non è facile perché questi tipi di disagio non sempre vengono capiti manifestati e soprattutto manifestati. Ecco, lì torna in scena la sensibilità dei genitori, l'attenzione dei genitori. Uno di questi bimbi che ha protagonisti ha avuto nella scuola una situazione complessa e complicata con la maestra che lo denigrava, che gli diceva che insomma sei una nullità, non vali niente, e i genitori hanno capito che dovevano cambiare scuola e il bambino in un'altra scuola ha effettivamente manifestato il suo grande valore scolasticamente parlando. Quindi, ripeto, è un venirsi incontro da un lato ai bambini, però, ripeto, se le condizioni sono mature, ideali, i bambini possono facilmente esprimersi. Altrimenti nei gesti che compiono, nelle attività, nella quotidianità, spiace dirlo, ma siamo noi che dobbiamo saper cogliere questi segnali. Tra le storie che magari lei avrà raccolto dopo la proiezione di questo film, c'è una storia particolare, un bambino particolare che l'ha colpita maggiormente? Beh, questo di cui ho raccontato è quello che ci ha colpito perché c'è stato un pianto quasi liberatorio da parte sua, senza che noi entrassimo. La regista poi è mamma di un bimbo di 8 anni e mezzo, quindi ha una spiccata sensibilità. Per esempio questa è la cosa che lei racconta sempre: io ho cambiato approccio con mio figlio, io lo ascolto e parlo diversamente, non lo tratto da adulto, ma cerco io di entrare nelle dinamiche del suo linguaggio, dei suoi segnali, di ciò che lui dice, di ciò che racconta, stimolandolo senza invadere, senza essere eccessivamente invasiva. Però, ripeto, questo ci ha colpito particolarmente perché quante volte a noi stessi, a me personalmente, alle scuole elementari il maestro dice non sei in grado di, cambia mestiere, vai dati all'ippica piuttosto che fare qualcos'altro, insomma no. Cioè è capitato credo a tutti, allora lì dipende dalla libertà di pensiero che ognuno di noi ha, della serenità piuttosto che dallo stato d'animo. Ma se a questo poi vengono aggiunti lo stato di difficoltà in famiglia, il dialogo che non c'è tra mamma e papà, piuttosto che il non essere compreso, non avere gli spazi adeguati, eccetera, eccetera, ecco che mattone sopra mattone la cosa diventa troppo pesante e da qualche parte deve pure essere liberata, insomma. C'è ancora tanta strada da fare su questo argomento perché parliamo di disagio e di arrivare insomma a questi estremi che sono poi definitivi, dobbiamo dirlo, però se ne parla forse ancora troppo poco. Esattamente, questo è il motivo e abbiamo capito fin dall'inizio, ovviamente come produzione, come qualsiasi produzione, nella fase di progettazione del film, di giocattolo in questo caso, ti rivolgi alle aziende per trovare il supporto, i sostenitori. Ecco, questa è una cosa che ci ha impressionato, per esempio in un'epoca in cui moltissime grandi aziende, industrie, anche che operano nel mondo della produzione dei giocattoli o dell'abbigliamento per bambini, che dichiarano di avere politiche etiche all'interno o di attenzione sociale, quando è stato il momento di dire ma sei disponibile a sostenere, è bello, è bellissimo, sì, però facciamo fatica ad affiancare il nostro nome ad un tema così complicato, perché dal punto di vista del marketing potrebbe essere un contraccolpo. Manca la cultura. Manca la cultura.
E io viceversa fossi l'imprenditore, dico, se ho il mio litro di latte piuttosto che lo zainetto, piuttosto che, e faccio capire ai genitori che normalmente acquistano questi beni, che l'azienda di cui loro consumano i prodotti nella quotidianità ha sostenuto un film con questa attenzione, eccetera, io mi farei un'idea di questa azienda molto positiva, molto attenta, perché ripeto, se tu lo metti così, suicidio, punto e a capo, ma se hai la voglia di affrontare, ti ho spiegato, c'è una sinossi, c'è una sceneggiatura, c'è un trailer, capisci che puoi diventare partner di qualcosa che poi va nelle famiglie, tra l'altro più semplice di questo. Certo. Quindi nonostante questo, ripeto, ci siamo rivolti alle società che producevano abbigliamento, zaini, astucci, alimenti. C'è forse anche una sorta forse di paura di fronte a un argomento. Certo, è paura, cultura e paura. Le due cose a volte sono anche simili o si sovrappongono. Paura e cultura, perché, ripeto, abbinare il mio prodotto al tema del suicidio, ho paura che possa in qualche maniera condizionare, o non saprei forse dare delle risposte nel caso in cui qualcuno mi chieda perché hai sostenuto un film sul suicidio. Certo, non è il caso delle aziende farmaceutiche che si sono evidentemente rese immediatamente disponibili, ma lì per noi sarebbe stato un autogol, perché loro producono anche antidepressivi e noi non volevamo assolutamente, cioè per noi l'antidepressivo è l'ultima spiaggia evidentemente. Qui c'è bisogno di una formazione, di un'informazione, di creare, ripeto, un dialogo e una qualità del rapporto tra famiglia e bambino, scuola e bambino, operatori sociosanitari con famiglia e bambino, eccetera, eccetera. Non è il nostro mestiere e quindi lungi da noi, però in questi 18 mesi devo dire ci siamo avvicinati, mi sono avvicinato e con la regista e anche molti dei protagonisti è nata una nuova sensibilità da questo punto di vista e vogliamo coltivarla, perché il tema è un tema davvero, davvero molto, molto grave, molto importante. Ho visto che quando guardava le immagini del film, che lei insomma avrà visto più volte, 200 volte, però quando lo ha visto ha sempre un po' un colpo al cuore. È un sussulto e non abbiamo visto le scene, perché poi anche lì, come detto, abbiamo cercato di creare qualcosa di delicato, di non... era fin troppo facile, il volo, insomma è inutile raccontare adesso le cose, ma l'atto finale di una madre curva, china sul corpo esanime di Claudio è qualcosa che, ripeto, ancora oggi ho davanti ai miei occhi la notte in cui abbiamo registrato questa cosa a Roma, tutto il cast, tutte le persone, i genitori che erano lì presenti, gli operatori, avevamo tutti gli occhi lucidi, perché ancora adesso, insomma, come suol dirsi, mi emoziono, perché queste sono cose vere. Ivan, ma anche alcuni nostri partner dell'Alto Adige che insomma ci hanno seguito, sostenuto, hanno vissuto questo dramma e sono famiglie, genitori, mamme, papà, nonni, zii, fratelli che per la vita si chiederanno perché. Cosa potevo fare di più? O non potevo, o dovevo fare, dire, comportarmi, cioè è un dramma per la vita e quindi anche per questo insomma noi credo questo lavoro ha bisogno di tutti, ha bisogno dei media, ha bisogno delle istituzioni, ripeto, sociosanitarie, amministrative, a tutti i livelli, per poter raggiungere famiglie, soprattutto in particolare, e tutti i target di cui abbiamo parlato. Ecco, il messaggio penso che sia chiarissimo e il vostro obiettivo è quello di divulgare questo strumento il più possibile. Certo. Dopodiché c'è invece un obiettivo, secondo noi, raggiungibilissimo. Io credo che, come si potrebbe dire, Giocattoli dovrebbe avere una destinazione finale in un network televisivo da prima serata, indubbiamente, dove
famiglie con figli, genitori, eccetera, e affiancarlo dopo la sua visione ad uno psicologo, perché messo così non dice niente, certo. E anzi può essere controproducente, ma l'affiancamento ad un esperto che certo. conduca e che stimoli nel giusto modo i gangli della sensibilità di chi lo vede a tutti i livelli, per cui ai genitori lanciamo questo messaggio, ai ragazzi questo messaggio, agli operatori della scuola questo messaggio, secondo noi è la destinazione definitiva. Io ringrazio davvero Alessandro Martini, speriamo che questo messaggio arrivi a tutti e che più di una persona, la famiglia insomma, si ponga una domanda in più per evitare poi che avvengano queste tragedie. Certo. Quindi davvero ringrazio Alessandro Martini. Io intanto, prima di chiudere, se qualcuno vuol vederlo questo... Ecco, allora, intanto noi abbiamo una pagina Instagram, Giocattolifilm, @Giocattolifilm, e il prossimo appuntamento dovrebbe essere proprio a Treviso. Stiamo dialogando con l'assessore Tessarolo e con appunto Ivan Scremini, con la sua associazione, per un grande evento nella città di Treviso. Dopodiché i miei contatti sono appunto sia sul profilo social o sul mio personale AMC Production Italy, contattatemi e lì abbiamo modo di distribuirlo come Dio comanda. Grazie davvero. A voi. Io prima di chiudere rifaccio vedere il sondaggio di oggi, ne abbiamo parlato prima proprio velocemente. Scudo a indagini per il governo e parlamentari è giusto? Sì, lo vedete in verde, oppure potete rispondere no in rosso. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring. Gli ospiti saranno Cristian Schiavon della Lega, Francesca Zottis del Partito Democratico, Fabio Crea Fratelli d'Italia e Erika Baldin Movimento 5 Stelle. Io ringrazio davvero i registi che ci hanno seguito fin qui, Renato Capoia e Fabio Falliero. Ringrazio anche voi per averci seguito e vi do appuntamento per la nostra prima edizione per domani. Grazie, arrivederci.